Amici di TVBN, ben trovati. Allora, mi trovo in compagnia di Peppe Verzì. Oggi qui al Cineteatro Don Bosco una tavola rotonda, vivere l'energia con al centro il cittadino. Ecco, da cittadino e da politico, come si procederà per affrontare questa tematica importante? Intanto ci tengo a dire che l'obiettivo di questo incontro, di questa tavola rotonda è stato proprio quello di informare soprattutto i cittadini, oltre alle aziende, perché questa sera era presente anche qualche imprenditore, oltre i cittadini che appunto sono venuti a capire un pochettino di che cosa si stava parlando, cioè comunità energetica. La comunità energetica che non è altro che un'associazione composta da enti pubblici, locali, associazioni, parliamo anche di chiesa perché ci sono parrocchie, abbiamo stasera visto anche diversi esempi anche in altre regioni, in altre parti d'Italia, oltre in Europa, appunto di esempi di comunità energetica. Questa comunità, questa associazione di che cosa si dota? Si dota di infrastrutture per produrre energia da fonti rinnovabili. Ecco, queste fonti rinnovabili e soprattutto si cerca anche di arrivare all'autoconsumo con una maniera e una strategia importante che è quella della condivisione, che è quella della collaborazione. Ecco, questo era l'obiettivo di questa sera, ha avuto una bella partecipazione e sicuramente dobbiamo insistere, dobbiamo anche andare avanti per soprattutto un cambio culturale su quello che sono le opportunità che ci offre oggi anche la comunità europea, o quello che ci offre l'ambiente e tutto quello che ci sta attorno. Trapani è pronta? Allora, ci sono buone opportunità, bisogna coglierle e bisogna soprattutto informare il più possibile perché le opportunità vanno anche acquisite e soprattutto bisogna cercare anche la strategia migliore per poter mandarle avanti. Questa della comunità energetica è un tema che in questo momento è molto attuale. Bisogna favorire, perché si parla di transizione ecologica, si parla appunto di autoconsumo e soprattutto in questo momento particolare sappiamo quanto costa una bolletta e quanto si è parlato stasera anche di povertà energetica, per esempio. Io non voglio approfondire questo tema, ma sono temi che bisogna portare all'attenzione del cittadino. Eccolo qui, siamo con Gino Gandolfo che ha moderato questa tavola rotonda. Gino, ti volevo chiedere così le tue riflessioni sull'argomento importante e delicato affrontato appunto in questa tavola rotonda. Sì, stasera è stato molto importante perché abbiamo fatto un servizio di informazione per la cittadinanza su quello che è questa importante realtà, che è appunto quella della comunità energetica. La cosa che mi viene da dire come sintesi è che dietro una comunità energetica stasera abbiamo appreso che non c'è semplicemente un obiettivo di natura economica, che è quello importante già da sé, che è il risparmio della bolletta e quindi produrre una energia rinnovabile che ci permetta di risparmiare energia, ma dietro una comunità energetica c'è un cambiamento culturale, un cambiamento degli stili di vita che una comunità deve portare avanti. Abbiamo visto come all'interno di una comunità energetica si riscopre il valore importante del rispetto verso la natura, perché un obiettivo primario è quello di abbassare il più possibile le emissioni di CO2 nel nostro pianeta, perché i cambiamenti climatici sono ormai negli occhi di tutti noi e ci rendiamo conto anche come questa infinita estate trapanese è un esempio di questo cambiamento climatico. All'interno di una comunità energetica abbiamo visto come è importante combattere la povertà energetica, ma soprattutto lavorare anche per la pace. Abbiamo capito che distaccarci dai carbon fossili, che procurano anche guerre, perché ci sono stati che invadono altri stati per accaparrare determinate materie prime e nessuno aggredisce un condominio per accaparrarsi l'impianto fotovoltaico del suo vicino. Quindi obiettivi importanti, intanto economico, rispetto dell'ambiente, rendersi autonomi nella produzione di energia elettrica, lavorare per la pace, quindi per una società equa
e come dire, moralmente giusta. Grazie Gino.